Salve amici, oggi parliamo di arte povera. Abbiamo attraversato diversi movimenti, ho parlato di diversi momenti dell'arte contemporanea, quasi tutti accomunati dal fatto di nascere negli Stati Uniti d'America. L'arte povera è invece un movimento prettamente italiano, cioè nato in Italia e che poi ha trovato però riscontro anche in termini di mercato a livello mondiale ancora oggi. Questo movimento è stato, per così dire, fondato, ma potremmo dire meglio teorizzato da un grande critico come Germano Celant nel 1967. La data non è casuale, potremmo dire, perché uno degli elementi fondamentali, soprattutto all'epoca, ecco, che vennero considerati fondamentali tra i tanti elementi caratterizzanti questo movimento, era la protesta politica. Ma al di là di questo, qual è l'elemento fondante della poetica degli artisti cosiddetti poveristi, cioè i protagonisti dell'arte povera? Lo studio è l'attenzione alla purezza del materiale e secondo me potremmo dire meglio della materia come elemento poetico, concettuale, non solo appunto materiale di supporto dell'opera. Si potrebbe anche dire che alla purezza della forma degli artisti minimal di cui ho parlato in uno dei video precedenti, loro rispondono, i poveristi rispondono con l'attenzione alla purezza della materia, del materiale di cui è fatta l'opera, alla ricerca di un'essenza quindi non geometrica come nel caso dei minimal, bensì di un'essenza che potremmo anche definire organica in un certo senso. Anche loro, tra l'altro, ritornano in qualche modo alla natura. Non è un caso che qualche volta qualche loro installazione possa essere quasi confusa, con l'uso a volte di pietre, eccetera, con alcune installazioni degli artisti di land art, ma lì poi entriamo in un discorso diverso, bisognerebbe fare altre distinzioni. Distinzioni peraltro ben comprensibili guardando l'altro mio video sulla land art, a cui vi rimando se vi fa piacere approfondire quell'altro movimento artistico. Tra i protagonisti dell'arte povera non possiamo non citare Michelangelo Pistoletto, Gilberto Osorio o ancora Giovanni Anselmo, Mario Merz, tanti artisti importanti a livello italiano, non voglio dimenticare ad esempio Pierpaolo Calzolari. Un'altra caratteristica che accomuna questi artisti è il rapporto tra il materiale e l'elemento umano, quindi a differenza delle altre neo-avanguardie di cui ho parlato in altri video, in cui si analizzava sostanzialmente in maniera diversa il rapporto tra l'uomo e l'oggetto, l'uomo e il prodotto di massa, in questo caso i poveristi analizzano il rapporto tra l'uomo, tra il singolo, tra l'artista e la materia, e il materiale. Il materiale è sempre, diciamo, letto secondo un'ottica umana, basti pensare ad esempio alle opere di Calzolari, in cui sostanzialmente si mettevano in scena appunto delle reti di letto, come si suol dire, e quindi in un certo senso questo materiale povero, questo poverismo era sempre filtrato da una dimensione eminentemente umana, ma questo potrebbe valere anche per gli specchi di Pistoletto, ad esempio. Qual è oggi forse l'elemento più interessante dell'arte povera, ad esempio per un giovane artista, anche per un giovane artista come me che fa delle cose diverse? Beh, secondo me l'elemento più interessante non è tanto l'intervento sulla materia, bensì la ricerca di una specificità, diciamo più che italiana, una specificità europea dell'arte. Gli artisti poveristi si sono opposti all'epoca, dal 1967, si sono opposti a quella che era l'arte, potremmo dire mainstream, quella che era l'arte, diciamo, a vocazione anglo-americana, cercando nell'intimismo del materiale una dimensione europea. E questo secondo me è molto interessante ed è quello che io nel mio piccolissimo e in maniera diversa sto cercando di fare, che credo sia
interessante e importante da fare per un artista europeo o un artista italiano, cioè quella di trovare e portare avanti una propria dimensione, diciamo, più intimista, più anche, potremmo dire, intellettuale, più culturale, che si opponga o che diciamo si diversifichi per essere più specifica rispetto invece al modello anglo-americano più tra virgolette superficiale, più sempre un po' più pomposo. Ecco, questa specificità europea e o italiana della ricerca artistica è secondo me la più grande e soprattutto la più attuale lezione che hanno lasciato a tutti noi, artisti amanti dell'arte, i protagonisti dell'arte povera. Dunque amici, vi rimando ai miei prossimi video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube e se vi fa piacere seguitemi su Instagram e sulla mia pagina Facebook Giuseppe Alletto Italian Artist, e soprattutto non dimenticate che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.